Aquileia venne fondata, quale colonia di diritto latino, nel 181 a.C. All'epoca il Senato romano inviò fanti e cavalieri, sotto la guida dei triumviri Publio Scipione Nasica, Caio Flaminio e Lucio Manlio Acidino, per avviare l'urbanizzazione di un territorio così lontano da Roma. Il loro compito era quello di sbarrare la strada ai barbari che minacciavano i confini orientali d'Italia. La città dapprima crebbe quale base militare per le campagne contro gli Istri ed altri popoli, fra cui i Carni, e poi per l'espansione romana verso il Danubio. La nuova colonia romana aveva il vantaggio di trovarsi vicino alla foce del Natissa, navigabile attraverso la laguna di Grado, ed in prossimità dei confini dell'Europa centro-orientale. Essere colonia di diritto latino significava avere riconosciuta l'indipendenza per quanto riguardava la politica interna. Eleggevano quindi i loro magistrati e si autogovernavano. Erano però vincolati a Roma per quanto riguardava la politica estera. Il diritto latino, inoltre, permetteva di contrarre matrimonio con una romana o un romano, ius connubi. Nel 90 d.C. la Lex Iulia Municipalis conferiva agli abitanti di Aquileia la piena cittadinanza romana, trasformando così la colonia in municipio. Con il successivo assetto di Cesare Augusto, l'Italia veniva suddivisa in 11 grandi regioni. La decima, denominata Venezia ed Istria, aveva per capitale Aquileia. Negli anni immediatamente successivi al 313 d.C., quando, grazie all'editto di Costantino, che poneva termine alle persecuzioni religiose e dava a tutti i cittadini la libertà di professare la propria fede, la comunità cristiana ebbe la possibilità di erigere il primo edificio di culto. La basilica, dedicata ai santi Ermacora e Fortunato, è il principale edificio religioso di Aquileia e l'antica chiesa del soppresso patriarcato di Aquileia. La basilica fu edificata dal vescovo Teodoro con il diretto appoggio dell'imperatore Costantino. Gli edifici di quella costruzione, noti come aule teodoriane, sono ancora visitabili nella navata dell'edificio attuale e sotto le fondamenta del campanile. L'accesso alla struttura avveniva da est. Da qui si poteva accedere ai vari locali, incluse alcune piccole aule di servizio, e allo spogliatoio dove i catecumeni si svestivano prima di ricevere il battesimo nell'adiacente battistero. Le due aule parallele erano collegate tra loro da un vestibolo o aula trasversale. Entrambe le aule erano prive di abside, con 6 colonne che sostenevano un soffitto a cassettoni riccamente decorato e una pavimentazione costituita da uno straordinario complesso musivo a tessere bianche.
Una delle due aule costituiva la chiesa vera e propria, mentre l'altra era un luogo in cui i battezzati ricevevano l'istruzione cristiana e si preparavano all'ingresso nella comunità. Il vestibolo fungeva da consignatorio, ovvero luogo in cui i battezzati ricevevano la cresima. La successiva fase costruttiva della basilica risale alla metà del IV secolo, al tempo del vescovo Fortunaziano, con l'ampliamento dell'aula nord e la creazione di un quadriportico antistante la facciata. La basilica, divisa in 3 navate da 28 colonne e ancora priva di abside, era collegata, attraverso il battistero, al catecumeneo della vecchia basilica teodoriana. Si deve al vescovo Cromazio, invece, l'ampliamento dell'aula sud e la costruzione di nuovi edifici, incluso l'attuale battistero. In quegli anni si colloca il periodo di massimo splendore del patriarcato di Aquileia. Della stessa epoca è il grande complesso del monastero, sede di una comunità monastica femminile, oggi museo. La grande prosperità degli anni successivi al concilio di Aquileia si interrompe bruscamente nel 452, quando gli Unni, guidati da Attila, devastano la città e ne massacrano la popolazione. La Basilica Nord, bruciata durante i saccheggi, non venne più ricostruita. I grandi cantieri cittadini vennero abbandonati e la popolazione si ridusse notevolmente. Nei secoli successivi alla sua distruzione, questa prima chiesa, anche sede vescovile, venne ricostruita per ben 4 volte, sovrapponendo le nuove costruzioni ai resti delle precedenti. L'ultimo grande intervento risale al XV secolo, quando artigiani e carpentieri veneziani furono chiamati a realizzare il grandioso soffitto ligneo che tuttora si può osservare. L'attuale basilica, di forma romanico-gotica, si presenta con il suo maestoso e solenne interno. Il pavimento, costituito da un meraviglioso mosaico policromo del secolo IV, portato alla luce dagli archeologi tra gli anni 1909-1912, è il più esteso mosaico paleocristiano del mondo occidentale, ben 760 metri quadri, considerato patrimonio dell'umanità. Le raffigurazioni principali del pavimento possono essere suddivise in 4 campate partendo dall'entrata. Nella prima compaiono vari ritratti di donatori, nodi ad ellissi incrociate detti di Salomone ed animali. Nonché l'inserzione più tarda di un pannello con la lotta tra il gallo e la tartaruga, contesa simbolica tra il bene ed il male, presente anche nella cripta degli scavi. Il gallo, annunciatore della luce del nuovo giorno, raffigura Cristo, luce del mondo. La tartaruga, il cui nome greco significa abitatore delle tenebre, simboleggia il maligno. Nei clipei,
compaiono i ritratti di benefattori. Nella seconda campata sono di particolare interesse i ritratti, sia maschili che femminili, racchiusi in medaglioni clipeati. Tra questi vi sono anche le raffigurazioni delle stagioni e del pesce. L'acrostico ictis in greco significa pesce, è l'acronimo di Gesù Cristo, Figlio di Dio Salvatore. È possibile che nei principali ritratti siano da riconoscersi le effigi dell'imperatore Costantino e di altri membri della famiglia imperiale, tra cui la madre Elena e, tra i giovani, i 4 figli di Costantino stesso. L'imperatore romano giunse più volte ad Aquileia tra il 313 ed il 333 d.C. Di conseguenza, la città ottenne benefici e generosi finanziamenti. Nella terza campata, dove a suo tempo si trovava l'altare, nel riquadro centrale si vede la scena allegorica della vittoria alata con corona e palma. Il significato è di notevole importanza per la primitiva Chiesa cristiana, che di fatto diventava, dopo l'editto di Costantino, la principale religione dell'impero romano. A lato, verso il muro, è raffigurato il buon pastore, avente nella mano un flauto e con accanto un antilope ed un cervo. Si ritiene che la scena rappresenti la parabola della pecorella smarrita riportata nell'ovile. Infine la quarta campata, che conclude il ciclo delle raffigurazioni, è costituita da un unico mirabile tappeto musivo. Rappresenta un mare pescoso con la storia di Giona, profeta ebraico, inviato da Dio per predicare nella città di Ninive in Mesopotamia. Giona si era opposto ed era fuggito su una nave di Fenici. Gettato in mare dai marinai e poi inghiottito da un mostro marino, dopo 3 giorni venne sputato dallo stesso sui lidi della Palestina. La vicenda di Giona è un motivo ricorrente nell'arte paleocristiana, perché è strettamente connesso con la resurrezione di Cristo. Quasi al centro del tappeto marino si vede l'epigrafe riferita al vescovo Teodoro, posta a compimento del mosaico dopo la scomparsa di Teodoro stesso. Vi si può leggere: «O Teodoro felice, con l'aiuto di Dio onnipotente e del gregge a te affidato dal cielo, hai fatto tutto sontuosamente e le hai dedicate gloriosamente». Le fondazioni delle colonne sono in vista perché agli inizi del 1900 fu tolto il pavimento medioevale a piastrelle bianche e rosse, risalente all'epoca del patriarca Popone, per mettere in luce il prezioso mosaico paleocristiano. Le attuali passerelle di cristallo sono a livello del pavimento medioevale. La grande scena di pesca allude alla predicazione del Vangelo ad opera degli Apostoli. Seguitemi e vi farò pescatori di uomini. I pesci sono le persone che ascoltano la buona novella, la barca e la Chiesa, la rete, ma anche la lenza e il regno dei cieli.
Frequenti sono pure le raffigurazioni del già citato Nodo di Salomone, simbolo di unione fra l'uomo e la sfera del divino. Sulla sinistra, vicino all'ingresso della basilica, è presente il Santo Sepolcro, struttura dell'XI secolo che riproduce il Santo Sepolcro di Gerusalemme, come descritto dalle antiche cronache medioevali. Al lato del Santo Sepolcro troviamo l'accesso alla cripta degli scavi, dove incontriamo dei mosaici di difficile interpretazione. Numerosi studi sono stati compiuti, alcuni dei quali individuano legami con lo gnosticismo alessandrino. In passato alcuni studiosi ritennero che lo gnosticismo precedesse il cristianesimo e includesse credenze religiose precristiane e pratiche spirituali comuni alle origini del cristianesimo. Tra i mosaici di questa cripta incontriamo un asino scalpitante che, per alcuni, è una raffigurazione del diavolo che si rifiuta di riconoscere Cristo. Il capro, che indossa i simboli della dignità episcopale, probabilmente è un richiamo al ruolo della Chiesa e del Vescovo, che è pastore dell'unico pastore. I polli sultani sono forse un richiamo alla bellezza della comunità dei discepoli di Cristo. Il nido di pernici potrebbe simboleggiare il Cristo che cova, nello stesso nido della Chiesa, ebrei e pagani. Rientrando nella basilica, in fondo alla navata centrale, possiamo ammirare la Tribuna Magna, opera scultorea di Bernardino da Bissone. Il catino e le pareti dell'abside sono decorati con affreschi che risalgono ai lavori del patriarca Popone. Si possono osservare santi aquileiesi posti ai lati. Tra questi ultimi, sulla sinistra, tra la prima e la seconda figura, si può vedere il patriarca Popone che presenta il modello della basilica alla Vergine, mentre a destra, tra i santi Ermacora e Fortunato, è raffigurato l'imperatore Corrado II. Ovviamente, in entrambi i casi, i personaggi sono dipinti in dimensioni minori, in quanto all'epoca erano ancora viventi. Alla fine della navata destra, chiusa da una cancellata, si trova la cappella di Sant'Ambrogio o dei Toriani, voluta nel 1298 dal patriarca milanese Raimondo della Torre. Fu destinata a sepoltura della famiglia. Ben 4 della Torre furono patriarchi e 3 riposano nella cappella. Nel mezzo, la lastra tombale di Allegranza d'Arò, moglie di Corrado della Torre. Alla parete, l'affresco con la crocifissione di Cristo e con i membri della famiglia dei della Torre. Alla cripta degli affreschi, ubicata sotto il presbiterio, vi si accede tramite una piccola porta vicino alla gradinata che conduce al presbiterio stesso. Originariamente era costituita da una stanza quadrata, divisa in 3 navate, con numerosi capitelli ancora presenti. Fu costruita con la ristrutturazione voluta dal patriarca Massenzio all'inizio del IX secolo
per custodire le reliquie dei santi locali. L'intera cripta, colonne comprese, è affrescata con storie della vita di Gesù e di Maria. Il battistero, in origine, aveva pianta quadrata all'esterno, ma era ottagonale all'interno. Una ristrutturazione di epoca medioevale ha eliminato 3 delle 4 grandi nicchie poste agli angoli. Le 6 colonne tronche sono quanto resta di un ambulacro dal quale si elevavano i pilastri che sorreggevano l'antica cupola, poi crollata nel 1790. Al centro della stanza è situata la vasca battesimale di forma esagonale. Fu restaurata nel 1739 ad opera dell'imperatore Carlo VI d'Asburgo. Scavi risalenti ai primi anni '80 del secolo passato hanno scoperto resti della precedente vasca, che era di forma ottagonale. Il campanile della basilica, con i suoi 73 metri d'altezza, è l'elemento che dona completezza al complesso architettonico. Costruito poco dopo l'anno 1000 in stile romanico-gotico, offre, dalla sua sommità, una splendida vista sulla pianura friulana, che spazia dalle Alpi fino al mare della Laguna Gradese. Terminando la nostra visita alla Basilica di Aquileia, possiamo dire di aver illustrato, seppur in modo sintetico, le vicissitudini che hanno contribuito a creare la sua ricchissima storia. Gli splendidi manufatti, l'arte e la tradizione in esse contenute ne esaltano l'unicità. La simbologia e le raffigurazioni ci hanno guidato alla scoperta delle origini della fede cristiana in queste terre. Music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the bass.